Lui lo avevamo già conosciuto. All'epoca i telegiornali si erano occupati di quest'orafo, vittima di una brutale rapina. Era il 6 ottobre del 2008. Antonio Casarotto, titolare di una ditta di preziosi di Arcugnano, a Sarcedo era stato tamponato da una Volkswagen da cui erano scesi due individui incappucciati che gli avevano puntato una pistola, fracassato il finestrino con una mazza e portato via la valigetta con i gioielli. I carabinieri di Thiene erano subito intervenuti, rilevando un'impronta digitale e delle tracce di sangue. I RIS di Parma risalgono all'uomo a cui appartiene l'impronta. È Claudio De Biagi, padovano, 46 anni, che abita a Camisano Vicentino. Claudio De Biagi in caserma fuma e lascia un mozzicone di sigaretta che i carabinieri usano per individuare il suo DNA. DNA che è esattamente sovrapponibile a quello del sangue trovato sul luogo della rapina. Ma l'orefice non riconosce in De Biagi l'uomo che lo ha rapinato. I carabinieri perquisiscono l'abitazione di De Biagi, dove trovano l'auto con cui è stato fatto il colpo. Appartiene alla fidanzata del suo socio, Roberto Comunian, 40 anni, residente a Sarmeola di Rubano, dove assieme a De Biagi lavora in una società di consulenza finanziaria, il cui cliente è, sì, proprio lui, l'orefice rapinato. I carabinieri forse hanno trovato la pista giusta. La rapina sarebbe stata simulata da De Biagi. Casarotto è suo cliente, eppure non lo ha riconosciuto nelle fotografie segnaletiche. Comuniani invece avrebbe pianificato il colpo mettendo a disposizione la Volkswagen. L'orefice, dopo essere stato rapinato, ha incassato un risarcimento da 144.000 euro dalla compagnia assicurativa Lloyds. Oggi sono scattate le manette. De Biagi era già in custodia cautelare in carcere. Comuniana viene rintracciato in un noto hotel di Villorba, nel Trevigiano, mentre l'orefice Casarotto viene arrestato mentre sta per partire per una vacanza. Operazione Gold Insurance. Nessun colpo è mai abbastanza perfetto.